Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con l'assessore ai lavori pubblici Davide Marangoni, perché abbiamo letto in questi giorni state facendo dei lavori sulle rampe e sulla Romea, certamente disagio per i cittadini, ma però utili e indispensabili. Stiamo realizzando e che dopo andremo a completare nelle prossime settimane, ve li descrivo su questo elaborato grafico. Come vedete praticamente è una planimetria vista dall'alto in cui si vede lo svincolo che incrocia la nostra via Kennedy con la strada Romea. La strada Romea è questa qua, mentre questa è la rotatoria dell'Alipe per capirci, e questi sono gli svincoli che portano alla Romea e precisamente la direzione Ravenna, chi proviene praticamente dalla direzione di Venezia e chi fa il sottopasso o prosegue nella zona artigianale oppure va verso Ravenna o verso Venezia. Quello che vedete in verde sono le aree che attualmente sono in lavorazione, nel senso che stanno svolgendo attività di disboscamento sul posto, per cui abbiamo chiuso praticamente lo svincolo in questi giorni qua, per cui le persone e chi deve andare a lavorare o verso Chioggia o verso Ravenna dovrà andare o attraverso la provinciale o attraverso l'area produttiva nostra. E questo disboscamento è molto importante perché va a tirare via delle piante particolarmente di alto fusto e praticamente ingombranti alla visibilità, che creavano anche problemi di pericolo, insomma, soprattutto per chi accedeva alla Romea. E questo comporta anche un miglioramento della visibilità e soprattutto anche una pulizia dell'intero svincolo stradale. Una volta ripulito e disboscato queste zone verdi, che un intervento è iniziato in questi giorni e durerà perlomeno altri 2 giorni, grosso modo, salvo insomma tempo permettendo. E poi più avanti verso fine marzo inizieranno poi i lavori di asfaltatura e di manutenzione quindi straordinaria della strada, che consentiranno quindi il rifacimento del manto di asfalto delle rampe che attualmente sono in uno stato abbastanza pericoloso e poi insomma messe male, per cui l'intervento andrà a migliorare l'assetto viario di questa grande porta d'accesso della nostra strada e sostanzialmente andrà a completare anche quell'intervento che avevamo iniziato anni fa, che è quello della via Kennedy, per cui tutto l'asse che porta praticamente, diciamo, che ci conduce da chi proviene da Ravenna o chi proviene da Venezia e conduce in paese sarà completamente rinnovato e migliorato. L'importo complessivo dei lavori, compreso da quadro economico, sono circa 130.000 euro. Comunque, insomma, grosso modo ci saranno sui 130.000 euro di quadro economico, escludendo quindi le spese tecniche, l'IVA e tasse varie. Abbiamo circa 24-25 mila euro di spese che riguardano il disboscamento e altri quasi 70 mila euro che riguardano praticamente le opere di manutenzione e di asfaltatura. Ci scusiamo per il disagio che questi lavori stanno creando in questi giorni. Tenete conto che sono lavori che avevamo anche programmato da diverso tempo, che però a causa ovviamente della situazione pandemica che sta attanagliando il nostro paese abbiamo sempre dovuto posticipare.